Buongiorno a tutti, sono Giada, sono stata libraia per ragazzi per circa 10 anni, grazie a Pino per l'invito e voglio parlarvi del libro Professione spia, un libro scritto da Louise Fitzhugh nel 1964 e recentemente ripubblicato da Mondadori nel suo catalogo di libri per ragazzi. Siamo a New York, a Manhattan, per la precisione sull'87esima strada. E il protagonista è Harriet, un'adorabile canaglia di 11 anni. Harriet ha un sogno, anzi più che un sogno, ha una certezza: lei da grande farà la scrittrice e la spia. Ogni giorno quindi Harriet torna da scuola, indossa i panni della spia e fa il giro del quartiere, dove letteralmente spia i propri vicini, annotando sul suo taccuino, ormai ne ha collezionati più di una decina, tutte le cose strampalate che accadono. In questo suo esercizio di scrittura è incoraggiata dalla sua beniamina, la tata Olgolli, la quale è una donna intelligente, acuta, intraprendente e che dispensa citazioni letterarie della quale Harriet è ghiotta. Harriet poi annota tutto quello che accade e commenti tutt'altro che piacevoli, anzi molto molto acuti, sui suoi compagni di classe, i suoi amici, i suoi professori. Un giorno però smarrisce il suo taccuino che cadrà tra le mani dei suoi compagni di classe, i quali scopriranno per l'appunto commenti tutt'altro che simpatici sul loro conto. Decidono quindi di fondare il club antispia e di isolare Harriet, la quale si troverà improvvisamente sola e senza amici. Ma secondo voi la nostra Harriet si lascerà scoraggiare da tutto questo? Lascio a voi la curiosità di scoprire come va a finire. È un romanzo che io consiglio dai 10 anni in su, senza limite di età ovviamente, e ora vi leggo un piccolo pezzo. Siamo in metropolitana e la tata Olgolli sta accompagnando Harriet e il suo migliore amico Sport a visitare la mamma di Olgolli. Che cosa scrivi? Le chiese Sport. Sto prendendo appunti su tutta la gente che è seduta in questo vagone. Perché? Oh, Sport, Harriet era esasperata da tutte queste domande, perché li ho visti e voglio ricordarmeli. Si chinò nuovamente sul taccuino e continuò a scrivere. Uomo con calzini bianchi arrotolati, gambe grosse, donna con un occhio strabico e naso lungo. Bambino bruttissimo con madre grassa e bionda che continua a soffiarsi il naso. Signora strana che sembra una maestra e legge. Non credo che vorrei vivere dove vivono queste persone o fare quello che fanno. Scommetto che quel bambino è una peste e piange sempre. Scommetto che quella signora con l'occhio strabico si sente male ogni volta che si guarda allo specchio. Ecco, questo è un pezzo dove capiamo la vivacità di questa area. E intanto un saluto a tutti.